Aspetti maestro, le do il microfono. Mi dà il microfono, grazie, che poi lo riprendo. Grazie, sono felicissimo di questo premio, così bello e così importante per il cinema, per la musica del cinema. Mi fa molto piacere, lo terrò a casa. Io ho un debole per i premi, da sempre, mi è sempre piaciuto prendere i premi. Fin da quando ero bambino a scuola mi davano la medaglia, mi piaceva prendere i premi, quindi a continuare negli anni, averne preso uno così bello questa sera mi riempie di gioia e vorrei, col vostro permesso, condividere questo premio con i musicisti meravigliosi che suonano con me da anni. Pasquale Filastò, Marco Lotto, Marina Cesari, Ivan Gambini, Sergio Policchio. Grazie ancora maestro, grazie veramente di cuore. Io vorrei fare una domanda al maestro, se è possibile. Io ho avuto la fortuna facilissima. Io ho avuto la fortuna se lo ricordo, di collaborare con il maestro a una festa esagerata, il film di Vincenzo Salemme. In studio si respirava un'aria assolutamente, esattamente quella che avete vissuto oggi. La domanda che faccio è: come si fa a parlare di musica in termini anche tecnici, come è successo oggi, ma nello stesso tempo intensi? Cioè, da dove viene? Ma io credo che sia abbastanza semplice. La tecnica in musica, come in pittura, in letteratura, nel cinema, è qualche cosa che è un mezzo che serve per dire qualcosa, se hai qualcosa da dire, perché sennò la tecnica in sé è abbastanza sterile, come la metrica, le regole della metrica dell'endecasillabo sono molto difficili, ma se sono regole ci inaridiscono, invece sono uno strumento, e allora la tecnica è uno strumento. Come il bravo direttore d'orchestra non si limita a dire frasi poetiche ai musicisti, si dice come devono tendere l'arco, come andare all'inizio e all'ingiù, è quello, usare la tecnica per dire qualcosa in musica, se si ha qualcosa da dire. Se no è un problema. Viva la musica! Allora, la musica sempre. Scusate.